Buongiorno a tutti, sono Mina Carfora e nello spettacolo Malacarne, la ballata dell'amore e del potere interpreto Bora. E Bora è la figlia del ricchissimo e avidissimo mercante veneziano Pantalone, che la definisce letteralmente una spina nel... non ve lo posso dire. Mentre Nene, che è la sua balia e l'ha cresciuta, la dipinge in maniera molto più dolce e amorevole come una giovane libera e indipendente. Io ritengo che Bora sia un bel personaggio. Personalmente ci ho trovato diversi punti di contatto, ma altrettanti aspetti del mio carattere che sono davvero distanti da quelli di Bora. Tuttavia la ritengo un personaggio molto affascinante e questo perché ci ricorda due aspetti molto importanti della vita, che sono la libertà e la ribellione. Ci ricorda di non rimanere imprigionati nelle gabbie che ci creano gli altri e tantomeno in quelle che ci imponiamo a noi stessi. Oltre alla ricerca di libertà e alla ribellione, Bora vuole scoprire l'amore e quindi andrà incontro a diversi eventi che non posso assolutamente raccontarvi. Durante lo spettacolo sono stati utilizzati anche diversi canti, mi sono divertita veramente molto a fare una ricerca sui canti tradizionali e popolari. È davvero affascinante ed interessante poter scoprire e vedere come questi diversi canti provenienti dal mondo e anche le diverse lingue e dialetti presenti nello spettacolo riescano ad amalgamarsi in perfetta armonia e sintonia all'interno della storia nello spettacolo. Posso dirvi che non è stato facile, non è uno spettacolo facile, non è stato facile interpretare questo personaggio. La commedia dell'arte è un'arte teatrale molto difficile perché è molto precisa e richiede diversi anni di studio. Ogni azione, ogni colpo di maschera, ogni movimento scenico sono stati studiati veramente in maniera molto precisa e dettagliata insieme a tutti i colleghi. Non mi resta che dirvi di venire a vedere il nostro spettacolo perché è uno spettacolo ricco, è uno spettacolo impegnativo, è uno spettacolo difficile, ma che vi farà piangere, vi farà ridere. Sono Agata Garbuglio e interpreto il ruolo della Sciorute Maledette. È la balia, o meglio, la nene della giovane figlia di Pantalone, Bora. La nene è la voce del popolo, della saggezza popolare e ha il compito di crescere, guidare, consigliare la giovane innamorata. La balia è molto legata alle proprie radici, alla propria terra, una terra che non ha mai conosciuto. Lei è un'emigrata anzi di seconda generazione, per cui la terra da cui viene, il Friuli, le è stato solo raccontato dai suoi genitori o dai suoi nonni. È una terra per lei mitologica. Il legame con il Friuli è forte nella cultura e nella lingua, una lingua che è una lingua imbastardita, che tende all'italiano ma con forti influenze sia friulane che influenze venete che sono dovute a tutta la sua vita che ha passato a servizio di padroni veneti, in questo caso del veneziano Pantalone, un padrone dispotico con lei e anche con la figlia. È in un certo senso la figura del padre padrone a cui la povera Nene deve sottostare per il suo ruolo di serva e per il suo ruolo di donna. Lei è molto consapevole dei limiti imposti dalla società. La sua infatti è una vita fatta di rinunce, è una vita che non ha avuto la possibilità di vivere appieno e infatti le sue pulsioni sono sempre state frenate e solo adesso nell'età più avanzata in alcuni momenti possono avere libero sfogo. Nel momento in cui vede la giovane Bora che da lei è stata cresciuta, accudita e per cui c'è un profondissimo amore, vede la giovane Bora in difficoltà nel momento della sua crescita, dello sbocciare di una ragazza, lì va contro
ai dogmi della società in cui vive, per dare la possibilità a questa giovane donna di vivere la propria vita e conoscere il Friuli. Quindi mette assieme questi due grandi amori, queste due passioni, una passione molto vitale e una legata alle proprie radici friulane. Dà libero sfogo a questo tramite l'altro personaggio femminile più giovane. E questo però è anche un personaggio semplice, si può dire, perché per questo grande amore per la sua bambina e per la semplicità con cui cerca di aiutarla, in realtà combinerà un sacco di pasticci. Per vedere che cosa combinerà la nostra povera Nene, l'unico modo è vedere lo spettacolo, quindi vi aspetto.